Frosinone accoglie l'arrivo di Elly Schlein a Treviso a sostegno della corsa a sindaco di Giorgio De Nardi. La segretaria del Partito Democratico parla a braccio, mezz'ora di discorso per porre l'accento sui temi più cari al centro-sinistra, a partire dal rilancio economico e dal lavoro. Basta col lavoro povero e col lavoro precario. Basta con le provocazioni di un decreto approvato il 1° maggio che aumenta la precarietà. Vorrei che chiedessero ai giovani e alle giovani che vedo in questa piazza che cosa vuol dire avere un contratto di 3 mesi, non sapere se ce l'hai il giorno dopo, e si sentono pure prendere in giro da politici che chiedono perché escono più tardi di casa. Pioggia di applausi quando la segretaria del PD affronta il tema della sanità. Che noi saremo a difesa della sanità pubblica universalistica. Non accetteremo tagli e striscianti privatizzazioni del servizio pubblico. Sarebbe tradire il pensiero di chi, come Tina Anselmi, ha avuto l'intuizione di un sistema sanitario nazionale. Schlein sollecita maggiori sforzi finanziari sulla salute mentale, visto l'accentuarsi dei disagi in seguito alla pandemia, e poi i servizi per l'infanzia e gli anziani. Ed ancora la scuola pubblica, la questione climatica, il contrasto alle disuguaglianze. Giorgio si propone da questo punto di vista un'amministrazione che sia al fianco di chi fa più fatica, di chi rischia di rimanere indietro.